La piattaforma è quella di GoFundMe e la raccolta fondi è stata lanciata lunedì sera da Maurizio Torri, amico fraterno di Walter Locatello, il vigile del fuoco di 44 anni, annegato nel canale Riui nel Pago la sera del 2 novembre scorso nel clou dell'emergenza maltempo che ha investito la provincia di Belluno. Walter, si legge nella descrizione della sottoscrizione popolare, era diventato papà di Martino da soli 2 mesi dopo lunghi anni di intenso desiderio di paternità. E Martino è un bimbo bellissimo che regala a chiunque profondi sorrisi ed espressioni che ricordano tanto il suo papà. La scomparsa prematura di Walter Locatello, vigile del fuoco in prima linea in scenari d'emergenza come la tempesta Vaia, il terremoto dell'Aquila e l'alluvione in Emilia-Romagna, ha lasciato attonita un'intera comunità che oggi gli vuole essere riconoscente con una raccolta fondi attivata per dare un aiuto concreto al suo bambino, affinché possano essere lenite le preoccupazioni legate alla sua crescita e alla sua formazione e per sostenere Sibile, la giovane madre che ora affronta una situazione difficile non solo dal punto di vista emotivo ma anche economico. Nel giro di poche ore sono state numerose le donazioni che possono essere effettuate tramite bonifico bancario alle coordinate indicate nel sito di GoFundMe. Ogni centesimo raccolto, spiega l'amico fraterno, verrà devoluto interamente a Sibyl perché possa continuare il progetto condiviso con Walter per la crescita del loro bambino. In queste ore è stata decisa la data dei funerali che saranno celebrati giovedì 9 alle 15 nella chiesa arcipretale di Puos. Per quel giorno, come disposto oggi pomeriggio dalla Giunta Comunale di Alpago, in tutto il comune sarà proclamato il lutto cittadino.